Presentati stamani nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso i locali del Polo Territoriale di Agrigento, Università di Palermo, in collaborazione con il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, i nuovi corsi di laurea che si svolgeranno durante l'anno accademico 2021-2022. In dettaglio quelli ad accesso libero come architettura e progetto nel costruito e scienze dell'educazione, mentre quelli ad accesso programmato locale sono economia e amministrazione aziendale. Posti disponibili 150, lingue e letterature, studi interculturali, posti disponibili 98, scienze delle attività motorie e sportive, posti disponibili 100, quindi quelli di servizio sociale, posti disponibili 57, quindi corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni, ad accesso programmato nazionale, scienza della formazione primaria, posti disponibili 95. Oggi presentiamo due nuovi corsi di laurea, in sintesi un corso triennale in scienze dell'educazione motoria e un corso quinquennale a ciclo unico in scienza della formazione primaria, quindi un corso già abilitante a programmazione nazionale molto ambito, che sappiamo risponde esattamente a quelle che sono le esigenze di questo territorio e quindi al futuro professionale dei ragazzi di Agrigento. Oggi ricorre il primo anniversario dell'insediamento della nuova governance del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento. Festeggiamo questo evento, questo anniversario, in una occasione particolarmente lieta e favorevole, cioè l'annuncio della nuova proposta formativa dell'Università degli Studi di Palermo ad Agrigento presso il Consorzio. Devo essere prima di ogni cosa grato all'Università degli Studi per il livello di collaborazione elevatissima, qualificatissima e di elevata disponibilità che ha fornito al Consorzio. Questo ci ha permesso di poter ampliare l'offerta formativa con due nuovi importanti corsi di laurea, quello in scienza della formazione primaria e quello in scienze motorie, ma più ancora ci ha permesso di poter dare seguito a quello che è stato il nostro impegno principale, quello della terza missione, cioè di essere vicini al territorio con delle proposte che non siano soltanto di carattere culturale, ma anche economico e sociale. Io sono convinto che quello che abbiamo fatto nell'arco di questo anno in collaborazione con l'Università, ma principalmente quello che si potrà fare con i nuovi corsi di laurea, potrà incidere con nuove opportunità di lavoro per i giovani della provincia di Agrigento e non solo la provincia di Agrigento, perché siamo aperti a qualsiasi possibilità di collaborazione con altri enti, con altre province, e mi auguro che questo trend positivo che abbiamo registrato possa continuare nel tempo. Da quest'anno avremo 100 iscritti anche qui ad Agrigento. Il 17 settembre ci sarà il test che è a livello nazionale, la prova si svolgerà a Palermo. Ci sarà una graduatoria per l'Università di Palermo e Agrigento comune, ma si richiederà al momento dell'iscrizione al test agli futuri studenti, futuri iscritti, di scegliere la sede, se preferiranno iscriversi a Palermo o ad Agrigento. Il corso di studi è un corso di studio magistrale a ciclo unico e abilitante. Il 98% degli studenti a un mese dalla laurea già lavorano con incarico annuale di insegnamento. Per questo è una laurea molto richiesta e molto importante. Oggi celebriamo una giornata in cui si esplicita una rinascita, una rifondazione quasi del polo universitario di Agrigento, e oltre ai consueti corsi di studio che sono stati ampiamente premiati dagli studenti agrigentini, se ne aggiungono altri, ma per quanto mi riguarda questo ventaglio abbastanza ampio contiene il corso di laurea in architettura, che è stato rimodulato, come ormai abbiamo cercato di spiegare alla città e al territorio, con un corso di laurea triennale molto interessante e spendibile a livello internazionale, che si chiama Architettura e progetto nel costruito. Questo corso di studi consente l'accesso libero, non è necessario fare il test e il concorso per l'accesso,